sindrome dell'uomo Seat. E dopo... Ma che deve fare questo col Mercedes ciclamino? Ma che ha deciso? È da prima che snazzi, no? Ormai da avere una serie, eccola, mi ha fatto i fari, e se c'hai lo stellato ciclamino non più tanto riconoscibile, sì bravo, sta al posticino tuo, perché ormai la Seat non si può più avere, se c'è una Seat ti fermano, era giusto così, andavano fermati, quelli con la Seat, l'ho detto in tempi non sospetti, e se c'è la Seat, sì bravo, sta al posticino tuo, e invece ha voluto far fenomeno. Adesso il ciclamino ha preso le distanze, si è reso conto che è molto meglio stare dietro a un prodotto italico e godersi la bella vista del culo, quello proprio del Ferrarino, dei 4 fari messi là, un po' schnauzing, una targa originale. È molto meglio stare dietro, è molto meglio godersi lo spettacolo che fare frustration. E secondo me sto male, e se c'è la 7 sì bravo, l'ho detto in tempi non sospetti. Una sorta di premonizione purtroppo. Viva la vita, tutta la vita. Prodotti italiani con lunedì mattina, e ti senti meglio, e lavori meglio, e rendi di più. Ne lascio uno, ne ritiro un'altra, perché questa va a fare la voce roca. Basta questo silenzio assordante, basta questa signorilità. Prodotto italico deve da ruggì, e noi lo famo da ruggì. Parati, giusto e mal, ci pensa Baldini. Bella per te!